Si è svolto la settimana scorsa nel municipio di San Donà di Piave l'incontro di tutti i corpi delle polizie provinciali del Veneto sotto il coordinamento della provincia di Venezia. Temi in discussione: la sicurezza, la salvaguardia del territorio, il ruolo e il coordinamento tra le varie polizie provinciali e la regione. Durante i dibattiti è stato ribadito come sia fondamentale un lavoro di coordinamento che coinvolga tutti i 200 agenti provinciali della regione. È una risorsa che va ad aggiungersi alle altre forze dell'ordine, ha detto la Presidente Francesca Zaccariotto. Ma vediamo l'intervista. La Polizia provinciale ha anche bisogno di un ruolo e quindi un sostegno delle istituzioni. Sì, e credo che la Polizia provinciale faccia parte delle forze dell'ordine, che abbia una capacità, professionalità e serietà e che quindi è nell'interesse delle istituzioni considerarla come una risorsa che si aggiunge alle altre forze dell'ordine e che attraverso la conoscenza che ha dei territori può aiutarci veramente ad affrontare il tema della sicurezza a 360 gradi. È necessario comunque, come abbiamo cercato di fare anche noi come provincia di Venezia, quando siamo partiti 2 anni fa con il progetto sperimentale di affiancamento della polizia provinciale alla polizia municipale nelle spiagge, che questo riconoscimento avvenga ai vari livelli istituzionali. Finalmente siamo riusciti oggi ad avere attraverso la prefettura la presenza del corpo di polizia provinciale sul tavolo della sicurezza e credo che questo sia una cosa assolutamente importante, ma credo anche che si possa arrivare a fare dei protocolli d'intesa attraverso la Regione Veneto che permettano l'utilizzo del corpo di polizia provinciale proprio a 360 gradi a seconda delle varie priorità che le amministrazioni vanno a definire. Quindi sia contrattualmente che professionalmente loro sono in grado di affiancare qualsiasi altra forza e quindi in un momento come questo, dove si parla di ristrettezza di risorse economiche, di risorse umane, che a volte ci si rivolge all'esercito piuttosto che alla protezione civile o che a altri soggetti privati, pensare che abbiamo a livello pubblico delle forze preparate, io credo insomma che ci obblighi a fare delle serie riflessioni e a capire come utilizzarle secondo una logica di legittimità e quindi ognuno nel rispetto del proprio ruolo credo che può veramente utilizzarle al massimo.